14 furti in 6 anni, è accaduto un'altra volta questa notte qui all'Autocarrozzeria Moderna in via Giustizia a Mestre. È successo poco dopo mezzanotte. Rotte 2 vetrate, scassinati distributori automatici, pneumatici lanciati tra i rovi. Il titolare, sul posto da quasi 40 anni, è disperato e molto arrabbiato. Ormai sono i danni stimati che guardavo stamattina, ormai siamo passati i 400.000 euro, non è possibile che noi lavoriamo per pagare i danni fatti da altra gente, perché in via Giustizia, proprio in via Giustizia bisogna dirlo, non c'è sicurezza, perché qui non c'è sicurezza né, come si può dire, per la gente che vive qua, ma neanche sicurezza se succede qualcosa, perché non abbiamo niente, siamo stati dimenticati dal mondo. In 6 anni, evidenzia Favaretto, non è stato fatto nulla nonostante le segnalazioni e le numerose manifestazioni cittadine per sollevare il problema. Si tratta infatti della stessa via in cui si trova quella che fu denominata la Casa degli Orrori. Io non riesco a dormire la notte, la mia famiglia non dorme la notte e io non posso lavorare per pagare i danni, non riuscire a vivere. Penso che anch'io ho bisogno di vivere come qualsiasi persona normale. E dopo c'è un'altra cosa da dire. Se noi molliamo tutto, qui ci sono 20 famiglie che vivono e 20 famiglie che mangiano sull'Autocarrozzeria Moderna perché lavorano qua e vive tutta la sua famiglia. Penso che sia una cosa che ha una certa dignità. Anche le istituzioni, dice, non muovono un dito. Ha scritto al sindaco Brugnario e al prefetto Zappalorto, ma nulla. Ho dimenticato da tutti perché da stamattina non mi ha chiamato nessuno. La polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che mi hanno mandato una mail non mi ha chiamato nessuno. Io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità. Mi vergogno di essere italiano. Qua per risolvere ci vuole l'esercito in strada, non c'è niente da fare, bisogna fare vigilanza su questa via. Questa via, da quando è stato chiuso il sottopasso che è solo pedonale, la gente viene qua, c'è una casa abbandonata, l'ex Falegnameria, che vanno a dormire là, perché anche ieri sera alle 5 è intervenuta la polizia, che saranno state una ventina di persone, li ha riconosciuti tutti, però dopo alla fine dormono là, alla mattina escono, ma questi qua non si sa cosa fanno. Io adesso non voglio incolpare nessuno, però voglio che qualcuno si metta nei miei panni. 14 furti, io e mio figlio che non sappiamo più cosa fare. Bisogna aumentare l'illuminazione, mettere le telecamere, fare tutte queste cose. Penso che le tasse le paga anche via Giustizia, o via Giustizia deve morire, perché se deve morire ce lo devono dire, non paghiamo più le tasse.